Sei di Napoli, è impossibile che non conosci la crostata della babbaiola. Io oggi faccio la crostata della babbaiola a modo mio. Volete fare pure voi? E pigliate carta e penna e venite a presa a me. Partiamo dalla base frolla: 500 g di farina 00, la buccia di un limone grattugiato, 150 g di zucchero, 8 g di polvere lievitante, quello là Pane Angeli, e 150 g di burro morbido. E iniziamo a impastare. Ecco qua, così. Ecco, vedete come ha preso corpo? Adesso la lavoriamo altri 5 minuti. Ecco qua, vedete? È pronta. Adesso la mettiamo in una bustina, la schiacciamo un po', la mettiamo in frigorifero una mezz'oretta. Nel frattempo prepariamo la crema per la babbaiola. Adesso invece passiamo alla crema: 30 g di farina 00 oppure maizena, 2 tuorli d'uovo e un uovo intero, 150 g di zucchero, la buccia di un limone più scorza di limone, un cucchiaino di vanillina e mezzo litro di latte intero e 20 g di burro. Mettiamo tutto sul fuoco lento lento, uniamo lo zucchero e iniziamo a mescolare. Aggiungiamo il succo di un limone. Quando si sono sciolti tutti gli ingredienti, unite il latte e portate a bollore lentamente finché la crema non si addensa. Nel tempo ci setacciamo 250 g di ricotta e 100 g di zucchero. Ecco qua, deve diventare così una crema. Ecco qua, la crema è pronta. Adesso rimuoviamo tutte le bucce di limone, la facciamo raffreddare, mettiamo con la pellicola e la mettiamo un po' in frigorifero. Prendiamo la pasta dal frigorifero, un po' di farina sulla spianatoia e iniziamo a stenderla. Adesso prendete un righello da 28 cm di diametro e stendete la pasta almeno un paio di centimetri, deve essere alta, e foderiamo tutto lo stampo. La tortiera ovviamente deve essere imburrata, Con quello che ci rimane lo rimpastiamo e facciamo le striscioline. Le striscioline non devono essere schiacciate, ma così, vedete, a serpentirle. Siamo pronti per fare la nostra babbaiola. Le creme si sono raffreddate. Adesso unisco ricotta e zucchero alla crema che ho preparato prima. Ecco qua. E inizio a mescolare tutto. Qua siamo pronti finalmente. Versiamo tutta la crema all'interno dello stampo, ce la livelliamo un po', tanto belle sistemate. Adesso iniziamo a mettere i serpentelli di pasta che abbiamo fatto. Ecco qua. Adesso un tuorlo d'uovo, un pennellino, ve lo passate intorno alla crostata e anche sulle mozzarelle, vedete, così. Adesso siamo pronti per metterla in forno statico a 180 gradi per 40 minuti. Ogni tanto la danno occhio. E fate questa crostata, scrivete a me nei commenti: signora babbaiola, non sarò brava come te perché non sarà mai buona come la tua. Io ci ho provato.